Oggi prepareremo i sciallatielli ai frutti di mare. Sto andando a fare la spesa con un mio amico e preparare sciallatielli o linguine, dipende cosa troveremo, con vongole e cozze. Forse è l'orario che è sbagliato per la freschezza del pesce, ma se sono di oggi sono lo stesso buono, non cambia nulla. Grazie per il supporto dello scorso episodio di questo tipo di serie dove cucino a casa di miei amici, e 300 mi piace vi porto un nuovo episodio. Consigliatemi anche nei commenti cosa fare nel prossimo episodio. E quindi andiamo a fare la spesa. Stiamo aspettando Francesco che ci viene a prendere e quanto sole c'è, e andiamo a fare la spesa. Raga, Francesco è venuto, è aperitivo prima di iniziare a cucinare. Grazie Francesco. Ora andiamo a fare la spesa. Fino a questi fatti, ma andiamo a prendere altra cosa. Raga, spesa fatta. Signore, il telefono. Non era il mio, raga, tranquillo. Franci, allora, prezzo di questa spesa 37,80. Sei soddisfatto? Non male, dai. Non male, bisogna solo vedere il risultato finale, dai. Ora andiamo a farci l'aperitivo. Raga, spesa a domicilio. E ora ce ne andiamo a fare l'aperitivo. Raga, Giampaolo è pronto a farci i suoi drink. Grande, dai. Presto aprirà il suo bar. Dai, dai. Raga, aperitivo con vista Vesuvio. Alla vostra. Raga, auto spritz da 1 a 5, Giampa. Da 1 a 5 gli diamo un bel 3. Tony, allora cosa stiamo facendo? Andiamo a lavare i pomodorini di Francesco. Sì, dai, Anto. E iniziamo a tagliare i pomodori. Ci vediamo quando abbiamo tagliato i pomodori, Francesco. Ciao. Per ora abbiamo preparato solo i pomodorini questi qua, mancano i gialli. Poi mancano tutti per mangiare, quello è il problema. Qua ci abbiamo tutto pronto per fare i scialatielli e qua l'impepate che ci farà Francesco. Quanto basta, Francesco? Questo è quanto basta. Non guasta. Perfetto, l'olio non guasta, quanto basta. Franci, aglio, peperoncino. Sì. Nel mare In tempesta. di olio. Sì, che goduria. Che goduria. E ora Franci bisogna preparare il prezzemolo per la nostra vongola. Facciamo un po' di base per il nostro soffritto. E ci Questo è il siamo risultato. già. Sì. Grazie, quindi mia mamma mi ringrazierà per questo. E andiamo a tagliare anche i pomodorini gialli. Sei pronto? Franci, li butti tu, li butto io. Vai, 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 vai. Primo step, Franci, hai fatto. Dai, Anto. Dai ragazzi, ci siamo quasi. Manca solo un coperchio, Mario. Vai, la sfumata, Franci, tocca a te. Senti la SMR. Mamma mia, che spettacolo, Mario. Nel mentre continuiamo a tagliare il prezzemolo. E dopo? A questo punto iniziamo a togliere tutte le vongole già aperte e poi facciamo finire ad evaporare tutto il vino. E dopo aver tolto vongole e lupini ed aver fatto evaporare il vino, mettiamo i nostri pomodori. Così. E aspettiamo che si fa il suo. Successivamente caliamo la pasta e mettiamo a cuocere anche gli scampi. C'era che spettacolo! Arrivati a metà cottura, prendiamo i scialatielli e li passiamo nell'altra pentola, in modo tale che finiscano la cottura all'interno di questa pentola piena di sapori. Ci siamo quasi, ragazzi. Vai col prezzemolino, vai col prezzemolino. E dopo aver aggiunto il prezzemolino, ultimiamo la cottura e andiamo a tavola. Raga, assaggio. Giampaolo, il suo portiere. Mamma mia, io. Buono buono. Mario, un voto da parte tua da 1 a 5. 5. Adesso lo dice Mario, lo dice Mario. Francesco, un voto da parte tua da 1 a 5. Adesso quello dell'Argentina con Di Maria a destra e lo Celso. 3,5 ed è accettato il 3,5. Per voto tuo? Messi è il calciatore con. Oh, grande per Paolo, grazie. Tu Giappa? Tu Luca? Mamma mia ragazzi, siete unici ragazzi. Raga, per me va bene e sono distrutto, ma ragazzi non sono sazi. Mario ha optato per un secondo primo, cosa ci offri Mario? Pomodoro giallo e rosso. Mamma mia che spettacolo, raga, mo vediamo come procede lo chef. Mario va col secondo primo e Luca taglia i pomodori. Senza fine, senza fine. E mentre il pomodoro è in cottura, Francesco continua a pulire le cozze per l'impepata. Voglio vi rendete conto, chef Francesco, la sua specialità, l'impepata.
Accendiamo il fuoco. Base di limone, prezzemolo e aglio, senza olio. Questa è poesia, raga. Quando si aprono sono pronte. Questo è il secondo primo fatto dei ragazzi. Questo è il tocco di classe. Tocco di classe per l'impepata. Mamma mia che odore, raga. Che odore. Gira, gira con una forchetta perché abbiamo finito tutti gli attrezzi. Chiudi, chiudi. Raga, ci vediamo tra poco. No, comunque devo dire la verità. Non mi posso lamentare. Che bontà. Raga, mi piace, iscrivetevi al canale perché queste cose non le vedete da nessun'altra parte, solo qua. Queste cose si fanno ogni settimana qui. Tocco dello chef. Mamma mia. Mamma mia, Francesco. Così ci fai volare. Andiamo a tavola, cozza piena di limone e se magna. Mamma mia. Buona buona. Grande Francesco, ti do un 6 su 5. A differenza tua, sono una persona più seria. Per Paolo, un voto alla cena totale da 1 a 10. Da 1 a 10. 10 voglio. Veramente fantastico. Luca Cassese da 1 a 10. 10. Tu Mario? Francesco, tu? 8,5. Ah, Francesco è l'unico che rompe il cazzo. Tu Giampa? Ma totale? Totale. Bel 9. L'unico che rompe il cazzo è Francesco.